Benvenuti a Fuori Classe, un'opportunità per scoprire quali carte giocare fra scuola e lavoro. Nel 1970 l'Italia era la prima meta turistica al mondo, anche perché abbiamo l'80% delle bellezze culturali e artistiche in tutto il mondo, per non parlare poi del clima, dell'ambiente, anche della cultura enogastronomica, quindi non ci manca assolutamente nulla e non c'era bisogno di grandi sforzi per mantenere questo primato, tant'è che adesso non abbiamo più questo primato, siamo dietro la Cina, siamo dietro la Russia, eppure il turismo da solo rappresenta il 12% del nostro prodotto interno lordo. Che cosa significa? Che comunque rimane la prima industria del nostro paese, ma è un'industria che va curata, rafforzata e va senz'altro potenziata. E che cosa c'entra la scuola? Che cosa c'entrano loro, dirigenti scolastici, professori che sono qui con noi? Beh, lo scopriamo meglio con i nostri ospiti. Anita Barbafiera, dirigente scolastico dell'Istituto Baffi di Fiumicino, benvenuta. Salve. E anche al Fabio Pollice, ordinario di Geografia dell'Ambiente e dello Sviluppo dell'Università del Salento. Benvenuto. Benvenuto. Allora, cominciamo anche a presentare colei che ci salverà nel momento del dubbio, alla fine del programma. Per ricapitolare tutto, zac, comparirà la nostra professoressa Rossella Mengucci, che sintetizzerà quanto detto oggi, puntata ricchissima che comincia così. Sentiamo cosa ne pensano i docenti dell'Istituto Alberghiero Gioberti di Roma su questo argomento, sul turismo e soprattutto sulle scuole che dovrebbero preparare gli operatori al turismo. Guardiamo un po'. In un paese dove il turismo è la forza principale, o potrebbe comunque, se valorizzato, essere la forza principale, queste scuole vengono un po' sottovalutate, secondo me. E quando anche tutte le federazioni dei settori, dai sommelier alla Federazione Cuochi alla Federazione Barman, erano contenti di questa soluzione attuale, che dava una preparazione professionale adeguata all'inserimento nel mondo del lavoro. Credo che un settore economico, quello turistico in Italia, che potrebbe essere fondamentale per l'economia del nostro Paese, invece debba puntare molto su questo settore in particolare e che quindi debba promuovere la preparazione degli alunni e onde fornire un servizio migliore e adeguato alla richiesta anche del mercato. I dubbi sono tanti e le domande tantissime. La prima che mi viene in mente è perché andare a modificare un sistema che per anni è andato bene, che per anni ha formato degli ottimi professionisti nel settore turistico e che magari potrebbero essere ancora più validi se incentivati e motivati diversamente. Professor Pollice, la prima domanda a lei, perché sembra che i docenti abbiano delle idee molto chiare su che cosa si richiede a questi tipi di istituti che si occupano di formazione al turismo, però se guardiamo la lavagna qui alle mie spalle, questi sono le affermazioni in percentuale degli operatori del turismo che dicono 64,5% degli assunti necessita di ulteriore formazione, il 28% delle figure ricercate manca di qualificazione e così via. Quindi sembra un po', da una parte dicono gli istituti va tutto bene, dall'altra parte chi poi assume questi ragazzi non è soddisfatto, quindi c'è bisogno di una formazione diversa, cioè quali risposte possiamo dare anche grazie alla riforma? Allora, io credo che bisogna partire forse proprio dalla domanda, il perché di una riforma. In realtà una riforma dovrebbe anticipare quello che è un processo evolutivo del sistema economico-produttivo, una riforma del sistema formativo, cioè la formazione deve adeguarsi per tempo ai cambiamenti, ma deve anche prevenirli. Allora, in questo caso l'Italia ha perso competitività a livello internazionale. Una delle responsabilità è forse l'inefficacia del nostro sistema formativo, che forse ai docenti apparrà efficace, ma di fatto alcuni di questi dati testimoniano appunto che non lo è. Il problema è che probabilmente dovremmo anche fare delle riforme che siano condivise e questo vuol dire avere una maggiore interazione con quello che è il sistema formativo, scolastico e universitario nello specifico. Parliamo di un settore in crescita, peraltro. Chiedo alla professoressa Barbafiera
qui entra in gioco appunto questa riforma con cui abbiamo anche già iniziato la nostra puntata. Parliamo di professionali del settore servizi e nello specifico del turismo. Anche qui le richieste dei docenti lei le ha sentite, come risponde? Cioè, la riforma va a soddisfare queste richieste? Innanzitutto credo che porti avanti una razionalizzazione dell'offerta formativa attuale. Mi spiego. Nel maggio scorso, in prima lettura, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proposta di riassetto degli istituti professionali che, come lei ha accennato, prevede 2 settori declinati all'interno con dei servizi specifici, e nel primo, nel settore dei servizi, appunto c'è il profilo enogastronomico e per l'ospitalità alberghiera. Sono corsi quinquennali. Io credo, sia come ha detto il professore, ma anche dai dati dell'Excelsior, noi dobbiamo prevenire la richiesta del mercato attuale. Non è stato fatto, lo stiamo facendo ora, perché i ragazzi che seguiranno questo profilo enogastronomico e dell'ospitalità alberghiera dovranno poi acquisire competenze tali da rispondere alle esigenze attuali e future del mercato. Che lancio, perché esigenze attuali. Noi con questa musica siamo richiamati inesorabilmente al passato. Qui dal nostro totem spunteranno delle immagini che risalgono al 1957. Guardiamo un po'. La RAI, Radio Televisione Italiana, presenta. Il turismo è un'industria che ha bisogno, come tutte le altre, di persone che sappiano fare il loro mestiere. Si impara a fare il cameriere o il cuoco, come si impara a fare il tornitore o il geometra. Tutto dipende da quanto si può studiare. Ci sono delle scuole, gli istituti professionali, che servono appunto a questo, a dare in 2 o 3 anni, dopo l'istruzione obbligatoria, la capacità di fare a regola d'arte il lavoro che si è scelto. Il succo di questo filmato è che tutto sommato, pur essendo nel 1957, già c'era questa voglia prepotente, no, di attualizzare l'offerta che il turismo può dare a chi viene, anche perché poi si traduce tutto questo in soldi, e soprattutto liberare l'Italia da questo stereotipo dei mandolini o Sole Mio e la pizza e quant'altro. A distanza di più di 50 anni, 52 per l'esattezza, quanto ha fatto la scuola e quanto invece deve ancora fare? È una domanda che rivolgo a tutti e due. Iniziamo dal professor Pollice. Io penso che la scuola abbia fatto molto, al di là delle critiche che possono essere mosse al sistema scolastico, e lo dimostrano i risultati tangibili di questo Paese in diversi campi dello scibile, per cui dobbiamo sgombrare subito il campo dalle critiche. Le critiche ci sono, devono essere costruttive. Ora io credo che forse nel turismo, più che negli altri settori, ci sia bisogno di una forte interazione a livello locale, cioè la scuola deve essere uno strumento di promozione del territorio. Quando noi leggiamo dei dati, aumentano gli iscritti, no, a questi istituti, bisogna anche dire però che questi istituti aumentano i propri iscritti, però il territorio molto spesso non è in grado di assorbire questa offerta di lavoro. Non solo non è in grado di assorbirla, ma molto spesso il territorio domanda dei profili diversi. Ecco, allora la scuola deve in qualche modo adattarsi al territorio, ma deve anche interagire col sistema territoriale di riferimento, cioè con le imprese e con gli enti locali, per promuovere insieme la specificità del territorio, che oggi è il plus competitivo di fatto.